Molto spesso sembra che la mafia sia, per i ragazzi ma anche per le persone, un fatto storico. 21 marzo, giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia. Una folta delegazione dal Veneto e dalla Marca ha preso parte alla manifestazione nazionale organizzata da Libera a Milano, città che a luglio ricorderà i 30 anni dalla strage di Via Palestro. Nasce dal basso. Provincia di Treviso, scuole come il Giorgione di Castelfranco, come in altri a Conegliano, come in altri punti, come ad esempio il sindacato dei pensionati della CGIL, hanno organizzato dei pullman appunto per portare prevalentemente i ragazzi. Tema sempre più sentito che riguarda da tempo ormai anche il nord-est. Il Veneto viene ormai indicato come una zona rossa dagli studi che vengono fatti. Di che cosa? Del riciclaggio, di una presenza sottile interna della mafia. E la mafia oggi sta usando il Veneto, pensiamo alla conferenza Aspide del pubblico ministero terzo, pensiamo a quello che abbiamo visto a Caorle. La mafia dei colletti bianchi continua ad apporto, più subdola e insidiosa, ma sconfiggerla non è un'illusione, come afferma lo slogan della manifestazione di Milano. È possibile. La mafia, diceva Falcone, è un fenomeno umano e quindi come tutti i fenomeni umani hanno un inizio ma possono avere sulla volontà di altri uomini anche una fine.